Venerdì 5 agosto, Sant'Emidio, è il 218° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 148 al termine. Il sole sorge alle 5:59 e tramonta alle 20:33. La luna si leva alle 8:42 e tramonta alle 21:47. Non ricevendo rinforzi, per evitare un massacro, Marcantonio Bragadin, comandante delle truppe veneziane nell'assediata Nicosia, capitale di Cipro, consegna le chiavi della città all'Alà Mustafa Pascià. Già dal 2 agosto aveva ottenuto che i soldati veneziani, assieme alle donne e ai bambini, si imbarcassero sulle navi. Pur avendo ottenuto un salvacondotto, quando si presenta all'Alà Mustafa, il Bragadin viene afferrato e legato coi suoi compagni, cominciando un vergognoso voltafaccia. Al Bragadin vengono tagliate le orecchie e vengono fatti sbarcare tutti i veneziani, naturalmente disarmati, dalle navi ancorate in rada. I bambini e le donne vengono venduti come schiavi e i soldati incatenati ai remi delle galere. Suoni di Marca fino al 9 agosto vi aspetta tutte le sere sulle mura di Treviso con musica, spettacoli e stand gastronomici. Ingresso libero. Sabato 6 agosto, Folfirio Folfox, con gli After Hours e gli Airway. Domenica 7 agosto, Au revoir al 2017, con Sir Oliver Scardi e i Fatti Quotidiani e i No Braino. Le previsioni per domani: tempo generalmente stabile e soleggiato, salvo residua nuvolosità fino al mattino sulla pianura meridionale e orientale. Nel pomeriggio modesta attività cumuliforme in prossimità dei rilievi. Precipitazioni: probabile qualche residua precipitazione fino alle prime ore del mattino sulle zone pianeggianti sudorientali in rapido esaurimento. Temperature massime in ripresa, minime stabili in pianura, in calo sui rilievi.